È massa cara questa volta. State spendendo molto di più anche per lavoro? Sì, Il governo ha deciso uno sconto di 25 centesimi sul prezzo dei carburanti che doveva entrare in vigore immediatamente, invece. In teoria dovremmo calare da oggi, noi siamo in attesa, questa è un po' la dimostrazione che il prezzo non lo decidiamo noi, quindi stiamo aspettando, tutti stanno aspettando da parte delle compagnie petrolifere che venga comunicato questa riduzione di prezzo. Sappiamo benissimo che questo va a incidere sulle casse del gestore perché tutti i litri che sono all'interno delle cisterne avranno una diminuzione di 25 centesimi. Chi ripagherà la perdita del gestore per il carburante che è nelle cisterne e che sarà venduto a un prezzo inferiore a quello di acquisto? Comunque, che sia un provvedimento utile per i cittadini e per l'economia del trasporto su gomma, non c'è dubbio. Un intervento così a tutti va ad aiutare le fasce deboli, anche perché sicuramente chi non ha problemi, anche se costa 3 euro la benzina, sicuramente va a incidere poco. Trovo un po' un controsenso solo 20 giorni, perché io mi auguro che in 20 giorni la crisi in Medio Oriente si chiuda, ma non penso che siano queste le tempistiche. È aumentata di molto? Sì, Dicevano che oggi c'era lo sconto da oggi, però non si è ancora visto niente. lo dice lo radio, qua non lo so se lo fanno lo sconto. Sicuramente non aiuta gli aumenti costanti, non aiutano per niente. Si spera che arrivino degli aiuti da parte dello Stato per limitare gli aumenti. Ieri hanno deciso lo sconto, però doveva essere già da Non si oggi. vede neanche ancora. Speriamo che arrivi in fretta perché inizia a diventare un po' un problema lavorare per pagarsi il carburante per andare a lavorare. Annunciati anche controlli immediati a tappeto per far rispettare i tagli. Il garante fornirà l'elenco degli operatori e dei gestori che non li hanno ancora applicati. Io penso che il controllo che venga fatto dalla finanza sul distributore sia veramente assurdo, cioè va fatto un controllo e si parla di speculazione, sicuramente bisogna andare alla fonte e non alla fine del problema. Anche se noi siamo qui non c'è nessun problema, ma è tempo sprecato e va anche a incidere su una categoria che è già altamente penalizzata con un margine che ricordiamo di 3 centesimi e mezzo al litro.